Benvenutos e siete stornados in nove con noi in Mamma Sardigna per questa puntata dedicata tutta alle tradizioni popolari. E difatti oggi, da questo luogo di spanto, di cultura, che è questa biblioteca di Santa Maria de Bellè, del suo convento dei francescanos in Noghe in Tattari, noi vi vogliamo fare dare le tradizioni popolari in Ozzana, Mamujada e Usile. In questo appuntamento abbiamo a trattare sul fatto di sabba e di suvogo, per i uomini, per le tradizioni popolari di quest'altra bidda, e tanto da innalzo fino a in lampada, noi di Mamma Sardigna siamo andati ad incontrare gente, e difatti questa gente a noi ad abbelto saldomo pure, finalmente, di questo santuario. Andiamo prima di tutto in Ozzana e in Mamujada ad abbaidare, sa scarazzas, a facca su fuoco, de Sant'Antonio di su fuoco. Questo focarone in mannos, e ve lo raccontiamo. E poi andiamo in Usile, in Santo Giovanni Battista, per questo comparattico, non ramulgai, di questo rito antico, di questa figura che è importante, che è Santo Giovanni, suo profeta, suo precursore di Cristo. E incontriamo pure femmine, ma non vi chiedo ancora narrare nulla a voi, e tanto venite con noi in questo viaggio, in questa tradizione popolare della Sardegna. Sant'Antonio Abate, Sant'Antonio di Sufuoco, è legato alla benedizione de esos animales, e tanto in Noghe, in Ozzana, e da poi amos a bidere finalmente in Mamujada, bessin sa scarazzas, che sono come sa rappresentazione del dudoso animale di abberu, che devono essere beneitos, per la prosperità, per la fertilità, per su buon augurio, naramo noi, per sos pastores, e fino al desallevamento de esos animales, come boes, ma fino a bilveges. Este pure un modo, in un momento, per ammentare a su santo, de narrare a Deus e a Christos, de dare un uogiuono a sabetta e a su latte de sos animales, chi selvini può manigare,
può andare a dare innanti a suoi uomini, per economia. Finalmente già pure per la protezione dei suoi altri animali che silvini a sa vita agropastorale, che li siano ainuso, caddo spuru, che su gaddo aumentiamo è importante meda per la cultura salda. Eppure per Sant'Antonio de Suvogu non mancano finalmente già questa grazia da dimandare come te protezione sempre dai che sono sos allevatori, sos contadinos finalmente già e Suvogu finalmente già este ligato sempre a quella paristoria de su santo che si narra che da furato Suvogu a su diavolo. Eppure este una cosa de ammento di questo, come in termini scientifici, si narra da herpes zoster, che noi si conosciamo come fuoco e Sant'Antonio. In sa varia storia de su monaco eremita Sant'Antonio Abate si narra de su dormento e su deserto che su diavolo l'ha fatto e l'ha posto su brasabedde, ponendesi che tutta una vromma de colora velenosa. E tanto questo Abate, questo Sant'Antonio, vi l'ha fatta però a resistere a questo veleno e a questo attacco del suo demonio colora. Besinde che però con cosa al male sopra sapete, come te che si di su fuoco passato sopra esse. Sant'Antonio de Suvogu, Sant'Antonio Abate, è un personaggio importante meda in sa cultura cristiana e sa cultura sarda finamente. Tutto è legato a su simbolo de Suvogu, ma fino a su simbolo de sos animali. Difatti in ottana buru o in ozzana, come si narra, come te narra nissos in bidda, de su nome di questa idda antica, sa processione e come te s'accende su Vogu, de su seghe, de su deghessette, de Bennalzo, è proprio per aumentare questa vita agropastorale che dimandaia a su santo una protezione e benedizione, legata sempre a sa baristoria e a sa vita de su santo. In ue sa gente, su popolo, ha un vago posto a modo suo, come sempre si che bonene in salbida, uomines e femminas, e intende che in questo modo di idere sa vita de su santo e sa protezione per su mondo agropastorale, bespuru su carrasegare. E difatti questa è sa prima essida de sa scarazzas in ozzanas e come natural biddas de sa Sardegna. Questa prima essida che renarre che in questo momento fino a quando comincia la Quaresima si può vedere un vago bessire gonca per lo narrare in maniera divertente. E tanto uomini e femmine si che pongono carazzas sopra al palas e sos uomini in ozzana si che pongono come merdules e boes. Merdules uomines, boes animales. E finalmente has bisogno carazzas puro de volcu, de volcravus e de ainus, o molentes come narrano in ozzana. Questi sono merdules che sono una rappresentazione de homines che tengono animali, pastores vuol dire narrare puro. E te vagene con sos animali sono una rappresentazione del suo mondo, della sua realtà, di su che vivono. E bisogna pure di essere in carrasegare un vago ironico. E questa ironia si pone a ridere e si pone pure a festeggiare con su vino bello, buono e sano e pure con petta e manigare e frigiola che non manca mai.
e altro il duchese. Poi narrare a San Nuno che è appena arrivato de dare a tutto sa bontà, sa fertilità, sa ricchezza de sa vita e tanto in carrasegare bisogna de bettare a dare a salpalasa sa cosa al malasa del sanno passato e pensare a San Nuno chi bisogna da risasa, chi bisogna da manico, chi bisogna gente chi deve essere felice. In Ozzana sal maschera sono quasi del tre manera già solo, ma amo già nato che bes puro su becco, su volco, su gelvo, saino, su molente o mentenarana in nove in Ozzana. Sol boese e sol merdules sono due mascaras de sal tradiziones e barbaricinas che sono tipica de su carrasegare de Ozzana e sono tra sa più sconnottas in tutta sa Sardegna. Sa rappresentazione di queste mascheras in sa realidade sono de su mestieri de su chi è salvatore, su pastore, chi tiene de questo ruolo centrale de s'economia in meda al biddas de sa Sardegna e tanto non può non essere posto intro a su carrasegare e difatti intro a su carrasegare su continuo confronto dai uomini e sa animale se può andare a da innanti in sa vita vedotta a die è una delle scene al teatrale vuol narrare de su carrasegare de Ozzana e difatti intro a sa processione se mascheradas suo è bene posto fatto, bene di iscutto e posto sutta su comando de su merdule, come che bisogna quasi una spezia de affarratorio, come possiamo narrare, ma proprio in maniera da non comprendere. Sol merdulese, che sono sol gualdiano e sol boese, forse sono più vicino a sa rappresentazione de sos pastores, chi canada tenere quest'ordine de sol boese intro a questa processione mascherata, come che sono bonus pastores. Questo merdules tenene supra sal palasa peddel de biveghe bianca e in cali caso finamente al niedda, fino a chi è raro. Tenene supra sa gara una carazza de colore nieddo che medal voltas tenere questo modo di si fa che bidere in faccia come un uomine postumale, feo, fino a con una ucca tutta barridolta. E che narre forse che questo intaglio di sa carazza che narre a noi sì, che abbiamo de canto è difficile in sa realtà questo mestiere de lo fagere e tanto simbolicamente pare che questo modo fisico di si fare bidere in sa carazza è un vago a sa leada in giro dell'animo del salvatore che va de un mestiere difficile, un mestiere che però dà da tanto a sa comunità. Sul merdule tenne fino a un bacculo che è chiamato Sumazzucco e con questo chiamano sol boese o provano a lor fare un vago più il masedoso tenendo pure e trattende pure una giocca proprio che è di cuoio. Sol boese tenene sopra sal palasa pedde de bilveghe bianca e pure questo sonazzos che manno spuro che andano e tornano posto dai gordo fino a giosso quasi a sasancas e sono dei 30 kg l'unessi ma su peso può essere pure diverso. In sa scarazzas ozzanesas de sa prima esida in Sant'Antoni de su Fogo bespuro questo personaggio particolare che si narra da sa Vilonzana. Questa è sa rappresentazione di una femmina bezza, toppa, gobbosa, vestita di nido, come che sia da finamente vidua ed esponinde fatti
detto a su figlio de Scialana. Sai Lonzana in cara tenete una carazza come te guardate sul Merdules e del vestita proprio come una ezza de guardal biddas chi intanto il loco so sidene. Sa moneda e si scialle su unieddos. Da poi tenete questo capitaleddu ligato in salpalasa, in si schina dae, come chi proprio te fa fare una gobba. In realtà, sotto questa maschera, veste un uomo proprio che si è esposto come te femmina travestito, no? E disse però, tenete la simbologia de questa credenza popolare, di questo modo di baidare su tessinzu e su chi tessiana, come allo leare in giro, in carasegare che si può fare e tutto si può narrare. Sa prima esida de sas carazzas in Mamujada è su 17 de Ennalzu de d'ogni anno, quando si va che s'avvesta de Sant'Antoni Abate, Sant'Antoni de su Fuoco, o come lo chiamano in Mamujada, Sant'Antoni de su Uu. Questa dia è puro sincumenzu de su carrasegare Barbaricino. Salbessida chi vaghen da voi sono sal domenica de carrasegare e su malterrasso de d'ogni anno. E fino a già qualche volta, anzi medal volta già, lo chiamano in ogni luogo fino a già in estiu, per fare bidere tutta la bellezza di questa scarazza mamugliatina. In sul gruppo so bisogno da sul 2 chisi e fino a già 6 chisi personaggi che si pongono sopra la scarazza de mamuttone. E fino a già 8 e 10 iso adores a salvoltas. Si che muovono un pare in una specie di processione, si può narrare, in due filas, con uno iso adores addainanti che pone su basso ad intervallo che sono regolari a questo il mamuttone che fa che ne brincos filamentas. Un basso a destra, uno giro de su in busto a manca e fino a da esagerala. Un pare vagene a su comando de si adores tra il brincoso un vago più su fatto impresse su brago du luogo che si firma questa processione. Sono mamuzzone de Mamujada sono uomini che si che pone de questa scarazza che simboleggia da vaga della rappresentazione dei suoi e tutto. Pone sopra la cara una maschera niedda, una carazza, che il suo nome è il Visera, pede de Vilveghe niedda, un abbigliamento de villutto, un bonette, infatti, e un muccaluru da femmina da che si fa in Tibet del suo materiale. Si narra su un muncadore che veste sopra la gonca e si che pone quasi a sasala de sagara.
Sul mamuttones e su brasapalas tenene sal carica, che sono sonazzo il mannos di 20-25 kilos. In sa pettorra tenene finamentas campaneddas de brunzo, che sono postas in custas quintolzal de guio. Un tempo passato, tutto questo modo di stile de su mamuttones venia da procurado dai amigos e dai pastores. Meta de gustos, infatti, de ocaían sas campanas, sos sonazos dai su bestiamene, e da voi però sì che lo faghian torrare. Sas peddes non fi facile ad acciappare, e calchiduno non vi la faghiada, e tanto l'una raiada in prestito. Vi sono fotografias in ue mamuttones non di giughenes aspettes, ma qualche giacca di villutto posta sul rovescio. O esas attrezzaturas su stile de su mamuttones, però non sa carazza e su villutto, bilardana sas associaziones che mamujada faghen conoscere, conservan questas tradiziones de mamuttones e soadores. Sos soadores sono vestidos con su costume tradizionale maschile de mamujada, una valte de gusto. E ves pure un gruppetto ruggio, ves pure una camicia bianca, ves uno pantalones de stoffa bianca e calzettanieddas fatta de orbacce. Su brasagonca be sa birritta e un muccaluru colorato che fa che sempre da una lesattera de sa cara. In sa matta, su brasamatta, veste un sciallitto e si che lo ponen finamente a una spezia de sonazera, de guio, che i gue subra bisogno campaneddas, piccocas, tundas. Su nomene chi denene di questa colda, chi denene soccadores, si nara sasocca, che dà da puro su nomene a suoi soccadores. E isso la trattano po' acciappare, sa gente, quando fanno sa esibiziones in giro e tutto, quando sono mamuttones e soccadores andano in tuttue, dai sisula fino a su mondo. Dai qualche anno, sos componente del suo gruppo Proloco tenene su brasacara una visera bianca, proprio una carazza. In Sant'Antonio e su fuoco, su die ue accendene questo fogarones in Tottaida e Bindan Meda, bisogna finalmente a qualche regola che la gente devora deve fare, deve ponne fatto. E tanto come vi la narramos qualche duna. La festa di Sant'Antonio su fuoco è una festa da godere adenante a su fuoco, buffende un ticcoino, manigende un drucche e fai dente uno e un pare esatto. D'ogni rione de saida organizzata su fuoco suo e che non di mandare nulla a nessuno in denari e tanto vi lo pone in isso. Quando la gente anda a fare questa visita sul fogarones, Ana a manigare drucches e a buffare vino, che sto feltos da sua mamoiadinos. Non va bisogno dello dimandare, che solo mamoiadinos sono a vero ospitales. Bisogna 40 fogarones e via da visitare, e tanto andate mamoiada, che sono mamuttones e soccadores, vos a bere in sugoro, come te tu sul mamoiadinos. Sardigna di ser vestida e galanía, amantada de varios colores. Sardigna di ser vestida e galanía,
ammantada de varios colores, sos arcaicos, ballos e tenores annanguen a sos coros, que manca carquilicanía, ne antigos profumos e sabores, tises ondrada de friscos humores, in custu vadro umano e poesia. Noi in Osile, in Santo Giovanni Battista, posa festa, de su fogo, de sos che brincan su fogo, ma fino a pure de sabba faidamosu, de sa vita di questo santo, che fentomato meda in noi in Sardegna. Siamo appena facca in Osile, a pochi chilometri proprio. Questo è un luogo antico e ponite è fatta a noi, che oggi dimus che si fa per la tradizione, per la spiritualità, la religiosità e fino a del racconto, del conto, della tradizione della Sardegna. In Santo Giovanni Battista in Osile, una idda di tradizione, una idda di cultura, saccheggia antica. De sus eschentos, forse, su primo nome di questa chiesa di Santo Giovanni de Sena, questo nome Ena, che narra una ena di abba, un luogo o una balza, qualche cosa che è sempre legata al suo culto di Santo Giovanni Battista, suo precursore di Cristo. E difatti, su notte prima del suo 20 battolo de lampada si chilcaiano fino a in tutta la Sardegna piantas e fiori particolari come sa trivodda o sa trivudda come narrano in certo luogo. E chilcaiano qualche storia di idere del suo futuro, del suo che devia chilcare gli uomini e le femmine magari a si congiurare. E sabba, finalmente su un momento in cui veste su battesimo di Cristo e su battesimo di su cristiano, di su chi crede e deve cliccare in Santo Giovanni Battista finalmente questa spezia di carisma della profezia e difatti Santo Giovanni Battista è cliccato meta e poi che già si fa che già nascita in terra del suo santo e fino a sa nascita in chilo, sa molte in terra, ma questo è in augusto. In noi vorremmo raccontare qualche cosa, sì di questa tradizione osilese, ma finalmente come che sia ad abbaidare in si spiggiu tutta la tradizione della Sardegna, che questo santo vale meda fino a sul contratto dei suoi territori, dei suoi terreni, della gente, fino a suoi pastori, dei suoi messaggi, e altro, e tanto ancora in noi, a frappago e continuate a ponere fatto a noi. E se è vero che la tradizione in Sardegna sono importante e sono fatte dai suoi uomini, ammentiamo che non si le pure basta tradizione che uomini e femmine trattano la tradizione e può fare per storia, può fare cantos, canticos, contos e pure di narrare come si deve vivere in tutto gli anni. E tanto diciamo finalmente che si ponevano
calchi può narrare fiores, piantas e abbaidare a intro su notte di Santo Giovanni Battista si baia qualche animaletto, su muscas che riannarrare che una si acciappea a musca entra questo mazzolino de fiores vi fini dando un nomine particolare, magari non so che vedi un messaggio. Ma fino a già si acciappea una goccinella intro e tanto vedi, insomma, una naraia mi ponza a cogiuare un atterumine. Questo è tutto in generale, può narrare, poi d'ogni idda tenia da già tradizione sua. Se il tuo è che sul rapporto, sul riflesso della natura con Santo Giovanni Battista e noi che finalmente è inutile, ammentiamo che è già antica, è importante, che narrare a noi che bazzente ancora che bidenene. Oggi lo è presente, su comitato in noi, che li piace a si incontrare, finalmente con la confraria, e come vengono fino in processione in noi, con caddoso, e su caddo è importante pure. La processione, il beninde in noi, sta rifende in Santo Giovanni Battista, in noi, in Usile, e abbaidate, le confrarie finalmente, che sono a sincomenzo della processione, le bandele, questa è la tradizione del diabero, gente che vi cree, gente che è stata in noi posso santo e poi Santo Giovanni Battista. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, farà la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa processione è su Padre Nostro, in lingua italiana, le confrarie l'esponinde e si in salbandela. Si in salbandela sono giovane, e pure sa camionetta di Susanto che arrivi a dare con Santo Giovanni Battista. Babbo nostro, chi sta già i sos chelos, santificato sia da suo nome ne do, benza da suo regno do. Fatta stia sa volontà de tua comente in su chelo goi sa terra. Su pane nostro de cada die dateno dove. Perdonano sul peccato nostros. Comente noi perdonamos a sus inimigos nostros. E non nos desarruere in tentazione. E liberanos de su male. Amen, Jesus. Deus ti salve Maria, piena de gracias. Su Signore es contegus. Benedicta ses tue intra edottus al feminas. E benedito il suo frutto e sas entrañas tua, Jesus. Santa Maria, Mamma de Deus, prega por nois pecadores, como es hora de sa morte nostra, cae siat. Amen. Insieme.
questo è sul luogo in cui si fa che su fuoco di Santo Giovanni Battista, tradizione importante, tradizione meda. Su fuoco è legato a diversi santos, fino a Sant'Antonio di Sufuoco, tanto che narra che la religiosità abbaida in sa spiritualità cristiana. Su fuoco non è pagano, su fuoco è su simbolo di Cristo, su simbolo della fiamma, della vita, e Santo Giovanni Battista li schia e difatti isse ha raccontato del suo fuoco. La tradizione di suo fuoco, la tradizione per Santo Giovanni Battista, può brincare questo fuoco che come è cominciando piano piano a si accendere, e tanto questa tradizione che fa che aumentare di lontana, di inue fino a inusile, si vento maian son santos, si chilcaia sa gente può fare amicizia, può fare a comare compare, commente un patto, questo patto di uomines e femminas che deve sempre continuare, e tanto questa è la tradizione, questo è su santo. Questo è Santo Giovanni Battista. Una volta, quando si brincaia su fuoco in Santo Giovanni Battista, si poteva narrare finalmente in tutta la Sardegna una cosa goi, celto, d'ogni ida tene sa razza sua e su tragiuso. Comare, in bene e in male e in bene, comare de piacere. Comare de allegria, sorre è comare mia è sorre, impare a non morre impare, comare o comare. E da poi che si è brincato su fuoco, si narra finalmente a scusto su un pago può scherzare, può bugliare. A chi è sconza questa comaria, sa cara nichedda, che sa cucculia. Tanto in suo fuoco, brincato, si fa che de questo rito che si narra del suo comparattico. Oramai questo è un rito che si è spedito come modo e simbologia come vedi in passato, o non si fa che più su forse come vedi una volta, però in s'animo della gente e in occhi nosi lo puro è stinte su meta. Commente la missa po Santo Giovanni Battista. Su battesimo e sa gregima sono finalmente intro a questo modo di questo rito del suo comparattico. Infatti, questo pare che sa gente ancora oggi in sa die di Santo Giovanni, che lo chiamano finalmente al giuramento, pare che si possa fare pure un modo più su istinto dell'animo da una persona a un'altra persona, come che sia da cuddo del suo battesimo e del sacregimo. E in qualche modo, in qualche maniera, forse di più, che le persone si incontrano in questa die e dimandano a suo santo tutte le cose onas che questo santo può dare, dimandandolo a Dio. In nome con suo sindaco di oggi con Giovanni Ligios, suo nome ne do è per suo santo. Possiamo narrare il goe? Lo possiamo narrare, sì, certo. Tanto questa è una parte della cultura osilesa, questa festa, come in altre feste. E la cultura in Osile è importante, la tradizione, e te fagite voi in noi come pure amministrazione. Noi dai tempi la valorizziamo sempre, la chiesa Santo Giovanni è importante per Osile, che Osile nasce di noi in questa zona, quindi pro Santo Giovanni, Babbo Eterno, buona era, a tutti i chiesi al Dio Osile la onoramos in tutte le feste ogni anno. E tanto trattate finalmente a gente, costumi saldos, scaddos, amorbido, no? E beste un rapporto finalmente con questo caddo, no? Osile è una idda, no?
Oggi le saida è saneddu, quindi su gardu, da protezione, sa cavalcata, sono sempre stata, diciamo, parte della nostra tradizione. E la cultura saneddu quando si fa, cioè la corsa, perdona, del saneddu, quando si fa? Si fa che in estiu, ogni anno siamo a Tessidata, su 12 agosto, e questa è la festa più importante che abbiamo in questo momento. Altre cose antiche, tutti conosciamo su Castello. La tradizione medievale, quindi oggi su paese c'è Malaspina, quindi famoso fino a Pregusso. Tanto possiamo narrare che oggi lo che pone fatto a una cultura del nord Sardegna, dal suo Medioevo fino a Sossantos, a questa cultura del Sugaddu, e forse possiamo narrare pure che oggi le mancare sia da gai in alto e poter badare meda gente, meda idasa da esalto fino a su basso, forse tenete umilità può narrare che basta ancora da ripagliare meda, può fare conoscere e fa che bene gente noghe ad amare, a si innamorare di questa idda che è importante. Sì, il gusto è una strada che dobbiamo seguire come amministrazione, un po' a tutta la gente, a Saghi, a tutto questo che non sanno giocare per arrivare a questo obiettivo. E continuiamo a raccontare questa festa. E tanto in noi ospitato dal suo comitato, possiamo narrare questa associazione, in nome di Santo Giovanni Battista, grazie a Giovanna Pintus, in noi che è la presidente, e tanto grazie. E io ringrazio e mi allegro di questa cosa, che siamo tanti anni inseguendo questa idea di poter recuperare la Ghesia e questa Ghesia, la tradizione, che sono collegate alla festa di Santo Giovanni, sia da Sardia, sia da susaltio del suo vogo. Questa tradizione naramus esurito del suo comparattico, che si rifaghe a sos cultos antigos de propiziatorios, quando pro su raccolto del suo trigo, e poi beste sia su culto del suo vogo che del sabba. Caprite è una cosa che fa parte su matessi della tradizione, vina sinosi le noi che seguita meda. Soprattutto sa preparazione del sabba particolare su sera primo, sa notte di Santo Giovanni, che quest'abba praticamente si pone tanta evasa, sono 7-8 evasa, come a memoria non me la sammento, ma sono dessa flora naturale, che fa parte su matessi dessa meighina popolare, che perché tanto la gente si trattaiada su gaiada, e comunque prepara da quest'abba particolare, che deve essere abba de fonti, vi pone questa evasa, e deve restare a lughe de luna. Sos influsso della luna praticamente dà una potenza particolare a quest'abba. Questo per quanto riguarda il surito del sabba. Come, ascolta appena, questo è interessante e noi ci narramo grazie. Noi già abbiamo già nato qualche cosichetta di gusto in generale, finalmente adesso il culto di Santo Giovanni Battista, che noi di questo programma di Mamma Sardegna ischimo queste cose. E diciamo che su chi se ne due, questa come questa tradizione, uno pago in tutto, e scelto che ogni da poi tenete su raggio su come narrare. Ma può andare una pena e idere, no? Questi spessi narramo i balconetti culturali che bestinno che su costume tradizionale, del suo stile, de usi che diciamo e ringraziamo, abbiamo pure due persone. Esatto. Due signore che sono una rastua depositarias proprio dessa tradizione e dessa cultura osilese. Gente che ischidi e chi tramanda da questo ischire, che è una cosa preziosa in tutti i casi. E tanto tu e pone fatta a me e noi che cominciamo a presentare, a salutare e uno pago a fare dare qualche minuto su chi vi prima osile. Dai, cominciate a chiedere. Allora, Tia Margherita Balca, che ha compiuto 20 anni su mese di Maltu, che si è stata festeggiata come meritata, e chi è una cosa preziosa questa comunità nostra, Caprite, è assolutamente
Lunaramus in termine meda semplice, abile, lucida, spiritosa, acuta e così via. E non si può narrare qualche cosa riguardo finalmente a come te vuni sos tempos passados. E tanto fa quello che facciamo fare, invece... E tia Sebastiana Ledda, che ada quantos anni ha? 92. E che è in bella e frozasa, si può narrare? Si può narrare, sì. che è in gamba e che non si può dare tanto ragguaglioso in base a su che noi gli domandiamo, è logico che così è... E Tenara, già potremmo cominciare con una pregunta a voi. Tu mi avvicini appena questo microfono, si può fare questa pregunta. Come ti vedi oggi? Come ti vedo oggi? Oggi che vedo in alto come ti scopri. Ma vedi una idea di tradizione, c'è bindaia? Tradizione del pane, dell'alzo. Su dell'alzo si fa chiada. Mica già lì scodeo, mi gusto. Su dell'alzo vedi una bella tradizione. E fin fentomato il meda. Si lavaglia a meda, su dell'alzo. E si vilaia a Saldrana, si vilaia in menaia da chi si scialdiata, che la tundiana, tutta la scaldiana, scaldire la che narra i sabaudende, l'intraia nella gaia, e dopo da che la sciutaiana, e fu di... Ma sì, è fu di... Su stile tradizionale di oggi è sfentomato meda. Su stile di oggi è sempre... E il caso è sempre... È sempre gusto? Sempre gusto. Sempre con nottuga e non è scambiato? No, non si è scambiato come hanno fatto altre albida che hanno rubato quella tradizione? No, sempre che pare. Sul suo costume, il costume basta. Devi mettere il costume e siamo sul costume. Le voglio preguntare della festa di Santo Giovanni Battista. È sentita meda come in festa, è intesa, vero? Già proprio intesa, meda, già che andiamo sempre, ogni anno paghiamo la festa e veniamo ogni anno a Santo Giovanni. E basta. A te la festa bella che bisogna in oggi, le che sono? Sant'Antonio, che è patrono, vero? No, che il patrono, come il patrono. Però patrono è Immacolata. Vero, che è parrocchiale, no? Sì, però il sapore Sant'Antonio già è famato meda. Noi siamo il bidu pure confraria già oggi. Hai también visto? Sa confraria, su confratello, sa confraria bevin su. Questa pure è una tradizione dei noi. Sì. E bevete solo de mascio, o fino a femmina in confraria, con sorre se pure, vero? Solo uomini se fini. Solo uomini, scusa. Un'altra cosa bella importante di oggi si mammentuene che vini idda de trigo non bevin sul mulino, so bevin, vero? Vivo sul mulino, sono io da mulino a marinare e basta da voi. Tanto essere osilesa è un orgoglio umano. Vero? Sì. Tanto, grazie. Come ti si narra un saluto, noi ci narramo, no? A si puntare sempre in mezzo, noi ci narramo da Sabaltemia, narramo il goesi, tanto un saluto, grazie. A non acciappare una teranno, una tera volta in nove, vero? E come? Se noi stiamo magari stiamo due, però devono acciappare. E tanto lo preguntiamo già su sindaco che abbia un rodeo e no che a me fa che tornare. Bene andare. Come facciamo e lo tenes due sul microfono e preguntale qualche cosa. Allora, intanto avvicina due sul microfono prima quando fai da sé, poi lo fai da sé. Vado un'altra festa che è stata ripresa dopo che è stata restaurata la chiesa e che è la chiesa del Babbo Eterno e vado un comitato del Babbo Eterno che va una bella festa su Mattesi. Quindi sul recupero di questa festa antica Sanaramus è una cosa
ona prodotta da comunità. Intanto questo è un modo di aggregare, di acciappare la gente, di tornare a faidare, di stare un pare. Di stare un pare e finalmente di mantenere una tradizione religiosa vero. Che è importante, capite? La gente di primo vu di meda devota, aia da naramusu meda vide il intervento del santo se lo spregaia da perché ne ha bisogno viene a comodo, d'accordo. Naramusu ti asa bestia cosa sa qualche conto del suo passato qualche attività divina che è stata oramai eliminata chi non la va che ne più su o si ha travagliato meda in tutto il senso in campagna con padre mio con pastore a gioia a fare il suo caso, a fare il suo regotto e qualche volta mi lo veia a condui fino al domo da Sabinnetta e come lo danno al latte insomma per i pastori e hanno attività io come oramai non me l'ho fatto più però a poter parlare in campagna, in domo, in masseria e con i suoi figli e poi ho giocato sempre. La vita vedi un poco più difficile prima? Fu difficile che non abbiamo tutte le cose però io ti preferire la vita di innanzi sai come. E prima tanto ci fai idea di più di sacrificata, andiamo su con tanto pro tanto, facciamo su pane in domo, mandiamo su trigo a mulino, lo colaiamo su, lo impastiamo su e fu una soddisfazione che abbiamo con il pane fatto dai noi. Si prega di più, sul giovane non prega mai meda come ti si prega prima. Sa che ce la sono abbandonata in tutto, si spiccinante come basta chittare sul telefono in mano, basta gas, tutto che pare sono. Perciò io conosco che tu vieni a questa guerra di 42 cosa, a poi vivido. Eppure non abbiamo passato mai fame, perché babbo mio faceva agricoltore, poi sono diventato pastore e sono dico non abbiamo saputo sempre noi. Perciò viviamo in povertà, però bene, secondo me viviamo bene. Sai festa, fu onorata, andavano con lo scaldo in giro, con i suoi costumi in groppera, che fu sa bellezza, sa ricchezza e usile. Ancora questo la sono mantenendo il comitato che poi a volte è ventomata un po' in tuttue che tuttue ne va infatti non pago è mancata la popolazione come stato spispato come sono tempo scambiato in metà la modernità e queste insomma non stiamo adeguare a sapere che scomo tanto potremmo narrare che voi si no che con noi potremmo narrare come che sia una specie di buon augurio a tornare a fare finalmente la festa come si tocca. Vedi a tornare a Sant'Ichità, secondo tornante la vita che ho passato piccina, sacrificando, tribagliando, che tribagliamo in metà in domo e in campagna. E tanto vogliamo come una pregunta a Santo Giovanni Battista, no? A cercare di dare un aiuto a noi, a tornare una pena. Di tornare fino all'agricoltura, di vedere quella stanca bella del trigo, dei messadores, che marito mio messaiava a mano. Tribagliava, fu bello, andavamo alle figure su Mandico, a Saraglia, naraiamo, se noi fu messente. E fu bello, andavamo con orgoglio, a pè, non andavamo in macchina, a pè. E ringraziamo a voi, fino a voi che non si fa dato, ma i cui abbaidende, nende, vero, come ti hanno comportato bene, noi siamo bravi. Grazie al te abbero. Sul microfono avvicina. Non l'abbiamo mai abbandonato, Savaldetta. E difatti noi siamo ubiti questa cosa pure, che è una cosa importante meta. Sicuro. E tanto. Questo è il costume giornaliero delle femmine anziane. Vos saludamos. E al giovane spuro dai vicini mi sponiamo in faldetta. Dai vicini due anni, mia mamma vestita in faldetta, in sciallo, varia una mapparetta, minoretta, però fui vestita in faldetta. E tu stai in faldetta. A Silbido fai dentro finalmente a te suo stile tradizionale. Tanto salutamos a mamma Sardigna. Sì, signore, e a metà anno. E a metà anno. E siamo tornati in noi, amico di Mamma Sardigna, in questo luogo antico, bello, della biblioteca
si studio nostro di questa trasmissione culturale che è il Mamma Sardigna. Ha servito con noi tre biddas, de tradiziones, de raiginas, ha servito già gente canto bidenede ad incontrare sas carazzas in Ozzana e in Mamugliata. Ha servito canto bidenene questa dual biddas a fare conoscere mancari oramai bisia un vago di più di turismo, ma non è cosa mala. Sa tradiziones, sa gente. Mamugliadinos e Ozzanesos vi ringraziamo noi della Mamma Sardigna che siete dessa tradiziones, siete della cultura. E vi ringraziamo pure a voi, os ilesos, per questo piccolo di cultura in Santo Giovanni Battista, con da due femmine pure, che non sono bezzas, ma sono di bellezza intro, e a noi ci hanno fatto piacere della incontrare. Torna de bocche con noi, Mamma Sardigna, amo ancora a viaggiare e a raccontare. Non perdete nulla di questa spuntata. Un saluto a tutti e a un'altra volta con Mamma Sardigna.